Secondo turno dei play-off per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A. Dopo la splendida vittoria della Pro Favara sul Don Carlo Misilmeri, adesso tocca a Lenna, la seconda forza del campionato, che per molta parte del percorso è stata anche regina. Adesso affronta la Pro Favara in una sfida diretta, partita unica nei 120 minuti, con Lenna che ha di suo il doppio risultato, ovvero pareggio e la vittoria. Una cosa che non intimorisce la Pro Favara, che in questa settimana ha effettuato gli allenamenti come al solito, con uno spogliatoio carico, con una società vicina e soprattutto con un pubblico presente. Domani sicuramente ci sarà un bell'incontro. Al Gaeta di Enna sono attesi anche tantissimi tifosi della Pro Favara. Mister Catalano sembra avere tutto pronto affinché ci sia un'importante e grande partita. Sappiamo che abbiamo solo un risultato e siamo anche consapevoli di andare ad affrontare una squadra forte, una squadra che durante il campionato ha lottato fino alla fine per la vittoria finale, però è una partita, può succedere la qualsiasi cosa, noi stiamo abbastanza bene mentalmente, fisicamente, e quindi ce la giocheremo a viso aperto. I ragazzi, dopo la meritata vittoria contro il Don Carlo Misilmeri, hanno affrontato sicuramente una settimana di preparazione, credo non solo fisica ma anche mentale. La settimana è trascorsa con grande serenità, siamo ormai tutti consapevoli che domenica abbiamo una partita importante, è una finale, la vogliamo giocare per bene, quindi credo che ci sia poco da dire ai ragazzi, perché sono abbastanza consapevoli di tutto quello che andremo a fare. Abbiamo lavorato come tutte le settimane con grande serenità, come ho detto prima, e grande voglia, i ragazzi si divertono, stanno bene insieme e domani, come al solito, vedremo quello che dice il rettangolo di gioco. La settimana è stata anche propedeutica per cercare la migliore formazione. Lei non parla mai degli assenti, ma il fatto di non poter schierare Lupo sicuramente è un elemento molto penalizzante. Vito è un giocatore esperto, un giocatore che in mezzo al campo si fa sentire, sicuramente è un'assenza pesante, però anche in passato abbiamo avuto tante assenze, abbiamo sempre sopperito, come ho detto prima. Non è questo il motivo per cui la squadra domani dovrebbe essere in difficoltà o meno. Noi andiamo in campo consapevoli di avere un gruppo forte, perché poi alla fine credo che la differenza è questa. Noi siamo un gruppo forte, ci faremo la partita che dobbiamo fare, le assenze ci sono, però noi dobbiamo sopperire un po' a tutto come abbiamo sempre fatto. È una partita che l'abbiamo cercata e domani ce la andiamo a giocare a viso aperto. Loro sono forti, lo sappiamo, ma il calcio ha sempre qualcosa da fare, fa delle sorprese a volte, no? Noi siamo una buona squadra, loro hanno fatto un campionato importante e vediamo, siamo lì, non abbiamo quell'assillo che dobbiamo vincere per forza, quindi siamo più sereni rispetto all'Enna. Che cosa ti ha dato il campo, gli allenamenti in questa settimana? I ragazzi stanno tutti bene, sono contenti, tra di loro c'è affiatamento, fisicamente ho visto una squadra tonica e poi non si risparmia in nulla. Mi dispiace perché in questa partita un giocatore come Lupo non si ci può regalare, però gli altri stanno tutti bene e domani i ragazzi faranno una grande partita a prescindere da qualsiasi risultato. C'è ottimismo e ci credete? Noi ci crediamo perché alla fine sembra una partita secca. Il fatto che loro abbiano dei risultati può essere un'arma a doppio taglio, perché in ogni caso loro devono vincere oppure devono sperare in 120 minuti lo 0-0, non è facile, l'abbiamo visto contro il Misilmeri. Quindi andiamo lì tranquilli e possiamo farci la nostra partita. L'ambiente ideale, Favara quest'anno, a prescindere dall'entusiasmo, c'è molta professionalità in società, nella dirigenza, nello staff tecnico e nei giocatori. Siamo secondo il programma che abbiamo stabilito quest'estate, campionato di vertice, promozione diretta o play-off. Siamo in play-off e per noi non è una finale ultima spiaggia, è un altro percorso per cercare di andare avanti. Si va avanti con un grande pubblico che segue anche in trasferta. Domani ci aspettiamo una nutrita rappresentanza dei tifosi, non sono mai mancati al nostro fianco, l'unica tifoseria che ha seguito sempre tutte le squadre in trasferta. Domani saremo in tanti ad Enna.
in tanti a Enna per credere in questa volata finale. Anche la società sicuramente crede in questo percorso, abbiamo sentito il mister, i ragazzi sono carichi. Parlerà al campo domani, siamo carichi, abbiamo preparato tutto alla perfezione, poi il campo darà il responso, noi ce la metteremo tutta, sarà una bella partita.